Storia, tradizione ed innovazione. Il 77° Mandorlo in Fiore è in programma ad Agrigento dall'8 al 16 marzo prossimi, è pronto a lasciare un'impronta significativa e di rilievo nell'anno in cui Agrigento è capitale italiana della cultura. Sarà presentato il prossimo venerdì 21 febbraio al Teatro Pirandello di Agrigento alle 20:30 nel corso dell'evento Aspettando la Sagra il programma del 77° Mandorlo in Fiore insieme al 67° Festival Internazionale del Folklore e il 22° Festival Internazionale I Bambini del Mondo. Saranno riproposte le iniziative tradizionali della festa che già lo scorso anno hanno riscosso successo e per l'edizione 2025 numerose sono le novità come tra l'altro un grande carro allegorico comprendente il passato, il presente e il futuro della città capitale italiana della cultura. Un evento dunque che sarà sintesi di storie e tradizioni con una prospettiva rivolta al futuro, all'inclusione, all'integrazione, dunque una testimonianza di unione e fratellanza tra i popoli. I tradizionali carretti, i costumi colorati, le tradizioni folcloristiche internazionali lanceranno anche quest'anno ad Agrigento un profondo messaggio di pace e concordia.